appetito! 3 uomini, una sfida. In questa prima puntata di Falqui vs Food metteremo alla prova il Ciccio, l'idiota e il nostro presidente Narco. Questa sera siamo ospiti dei Piaceri Carnali, un ristorante di Marcon, in provincia di Venezia, gestito da Graziano e Ilario. La loro specialità è il barbecue all'americana, oltre che a un sacco di altri piatti a base di carne. Falqui vs Food! 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 Alla destra, un'altezza di 1,10 m e un peso di 99 kg. Un metro un cazzo. Andrea Ciccio Amoroso. Bella! Al centro, con un'altezza di 2,40 m e un peso di 2,40 m, Marco Narco Sambo. Bravo! Alla sinistra, con un'altezza di 190 litri e un peso di 190 pinte, Cristian, l'idiota Omiccioli. Tutto a posto, sì. Grandi. Ciao ragazzi, cosa vi faccio questa sera? Sfida! Qual è la sfida? Beh, un hamburger gigante da 1,5 kg, farcito di tutto e di più, e da finire in mezz'ora. Anzi, uniamo davanti i nostri tre. Facciamo Attenzione, Falqui vs Food! Falqui vs Food! Falqui vs Food! Questo cincino! Quello proprio aperto. Allora, come arbitro dell'evento di Piaceri Carnali sono lieto di dare il via alla sfida! Allora facciamo partire il timer, ragazzi. Vai, pronti? Dai, grande. Mezz'ora di tempo, dai fiori. Il suggerimento che posso darvi, taglia in 4. Dentro. Oh, ecco più boccon, bella! E il Ciccio è in vantaggio! Attenzione, abbiamo già un concorrente in vantaggio. E ricordate che Vita Mona fa bene alla vita, fa bene alla... Vediamo Narco che sta attuando un attacco geometrico. È pazzesco! Allora, la concentrazione del campione. Cioè, questo, ragazzi, è professionismo, Prima regola del Fight Club. Allora, prima regola del Fight Club. Non morire! Possibilmente! Non morire. Prima regola del Fight Club è quello di finire tutto quanto quello che c'è sopra il piatto e dentro il piatto in mezz'ora. Dopo, se uno vuole andare in bagno nella mezz'ora, vuole torsi a comodo, tutto quanto, fa quello che vuole. Ok. Avete quindi questo hamburger che è formato da 2 hamburger da 500 a cui potete associare 5 ingredienti massimo, il che significa che voi potete utilizzarne anche 3, tipo voglio il cheddar, il pomodoro e la lattuga, come invece no, io voglio cipolla, funghi, cheddar, bacon e uova sopra e io vi metto tutto quanto quello che volete fino ad arrivare a 1,5. 1,5 con noi calcoliamo di solito che arriviamo a 1,4, dopodiché 1,5 arriviamo con le 2-3 patatine proprio che vi mettiamo a fianco. Ve lo portiamo, facciamo partire qua nello schermo i 30 minuti, avete una bibita media a disposizione per mandare giù tutto quanto, se ne volete ancora dopo dell'acqua la roba ve la diamo ben volentieri, non è un problema. E basta, dovete solo finire da soli quello che c'è all'interno del piatto prima dei 30 minuti. Se ci riuscite
non pagate niente e vi diamo noi 30 euro per tornare qua la prossima volta. Tecnica il copercamento. Professore, è preparato per l'evento culturale di questa sera, culturale e gastronomico? Penso di sì, perché intrinsecamente questo evento va a simboleggiare la ricchezza culturale offerta dai falcui stessi al confronto di una scena molto carente dal punto di vista musicale nella provincia di Venezia. No, devi la canzone di Rocky Balboa è quella Si pusci la bocca, chi se ne frega vuole dare senza verità. Ma ci dica, signor Marco, lei ha avvisato Ha detto su come Cristian, stava oggi? passa domani. Viene a trovarla domani esattamente. Vedi, è come la maratona, ha ragione, ci vuole ritmo lento ma costante. Ci dica, giudice, come sono Mi vedo messi i un po' nostri? sformati, ma Siamo arrivati al 20esimo. Chi è davanti? loro due un po' più avanti secondo me, però a pari merito alla grande, perché il mezzo è ancora qua, il mezzo è ancora qua, è stato un partito che in bocca, forse più avanti di niente, nel senso che il suo partito rimasto è molto più piccolino del tuo, e critica un tocco di hamburger contro 48. che dopo ingeriti con l'acido lattico e l'acido citrico interagiranno tra loro e Possiamo dire che è blood pus gastric juice? sì, infatti, anzi io oserei dire post mortem ejaculation per dire meglio. La ringrazio mister, grazie. Verso sinistra, attenzione! Oh, che nulo, amore, che nulo! Ho aiutato, mi sono liberato! Ya volevo far! Un silenzio qua. Attenzione! Faceva finta di ruttare, invece ha bisogno poi del partito del tutto! E lei è passato avanti, sgonfiandosi, grande tattica! A secondo tempo. In ritiro pre-mangiata. Preparazione psycho, guarda qua infatti. Nel frattempo, in un angolo della sala, Bonsoir, buon appetito. Migliota che ha già finito le bocabine e sta affrontando la seconda metà del panino. Anna Richmond ci ha sempre insegnato che le patate vanno sempre per ultime. Nelle sfide che faceva lui le patate andavano sempre per ultime, invece qua vedo che qualcuno se le ha già mangiate prima. Ma non conosceva il video. Perché l'amido delle patate crea un blocco qua che Anna Richmond ha visto che non funziona per le sfide. Magari lì se vai giù lo vedi che... Ma tutte e tre. Ma in questa gara ci sono anche le sostituzioni? O le prostituzioni? Cristian, vediamo l'idiota che è fatto quanto, è silenzioso. Approssimiamo ai 12 minuti e 12 secondi. La potremmo fare. Forse abbiamo un aspirante al titolo di primo campione dei piaceri carnali. Oh santi numi, stiamo affrontando gli ultimi 10 minuti di sfida, ragazzi. Terrore Travel, viaggi da paura. Frutto di quelli enormi. Sì, dai, che La taglia. Cristian, sei l'unico che ce la puoi fare. No, però se getta, ragazzi. Se getta, no. Non vale, ma se getti non vale.
Ed eccoci agli ultimi 5 minuti. Siamo agli ultimi 5 minuti, attenzione signori, mancano gli ultimi 5 minuti. Ce la fai, Di là siamo ancora rimasti quasi siamo rimasti alla metà. Attenzione, penso che qua la vedremo dura. Qua lo stesso concorrente ci dice che si trova in grossa difficoltà. Calcio 5 minuti andiamo. Cazzo, qui invece alla fine che potremmo fare un urlo! Dai che bello! Cristian che potremmo fare? Se c'è davvero non vale, gancio non vale. Dai, porta pazienza, manca 4 minuti, ti ghiappo il fare. Abbiamo un talento. Ma non è mica finita, Siamo a 3 minuti. Dai Cristian! Mancano 2 minuti e 30 secondi, attenzione! Dai Cristian, tieni alto! L'onore dei falchi della strada! Grande Cristian comunque, ragazzi, un talento, nessuno avrebbe mai pensato. Sì, difatti. Però qua abbiamo, aspettate un attimo, qua abbiamo uno scontro nell'ultimo minuto e 50 dal secondo e terzo posto, Sì. Qua abbiamo uno scontro secondo o terzo posto che potrebbe valere un po' di punti validi per la classifica. Sì, diciamo che già un buono da 30 euro potrebbe. Già uno è andato. Già uno secondo me. Uno è andato. E io continuo a gridare Cristian. Quando mancano praticamente 30 secondi, lo slancio per il secondo terzo posto. Mi sa che il secondo posto è da questa parte di qua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e via! E i piaceri canali hanno vinto! La mano come sempre, trasportivi. Dopo naturalmente quello che avanzate fumo il pacchettino e vi portiamo a casa, visto che non è che fatta. Ma torneremo! Amaro Berna, l'amaro che ti tiene sveglio. Allenatevi a casa, tutti belli. E lui getterà la promessa. No. No, dire merde. Sì. Che storia! Questo arriva anche che partecipare. Dunque siamo che è arrivato Gente che si arriva alla fila. primo, secondo o terzo. Bilancia, esatto. Bilancia. Bilancia, la madonna. Figo, cazzo. Il Bella. piatto pesa 1 e 3, lo sappiamo. Col piatto. Il piatto è tarato. Qui siamo 1, 9 e 25. Per il ciccio. Voglio pesare, Siamo 9,25. Vediamo Narco. Ah, qui ci siamo forse. Ai. 3 kg. 1, 8 e 70. Secondo posto. Sì, è primo. Esatto, vediamo. Ma io lo sapevo delle famose pasta asciutte a casa mia. Che te sei maledetto. Siamo a 1, 8 e 25. Fino di quanto pensassimo però. Sembrava di meno. Ma quelli solamente sono quasi uno, sì. Pugno. Quindi il verdetto? Il verdetto, primo. In ordine. Cristiano. Secondo classificato. Marco. Terzo classificato. Il Ciccio. Prossimamente. Sono Sportivi saluti. Fisicamente sono commosso. Bene ragazzi, alla prossima allora, la prossima magnata, vero? volevo annunciare una cosa. Ce la faremo. Spacchiamo. Voglio annunciare che parteciperò alla gara di Wuster questo luglio. Facciamo un'altra sfida.
Niente, non sono soddisfatto assolutamente.